Il decreto firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini riuscirà davvero a mettere fine all'odissea legata agli autovelox? Il problema è figlio di una distinzione tecnica, la differenza tra approvazione e omologazione. Ecco quindi che il provvedimento chiarisce quali requisiti devono avere i rilevatori di velocità, come devono essere tarati e controllati. Festeggiano quindi i sindaci che proprio nei giorni scorsi avevano inviato una nota a Roma sollecitando la firma del decreto. Mette la parola fine a tanti contenziosi che si aprivano nei nostri territori soltanto perché c'era un cortocircuito normativo che confondeva autorizzazione, omologazione. Adesso il decreto fa chiarezza, stabilisce i parametri di omologazioni per gli autovelox che verranno, ma soprattutto stabilisce un elenco di impianti che sono già, seppur autorizzati, considerati omologati. Tra questi ci sono anche le tecnologie utilizzate proprio dal Comune di Treviso e tendenzialmente dai comuni veneti. Nel mio comune era un decreto atteso perché ci permette di fare chiarezza sull'utilizzo dell'autovelox. Noi abbiamo in disponibilità non dei autovelox fissi ma un autovelox mobile e ribadiamo l'importanza del loro utilizzo non per fare cassa ma per fare sicurezza. Se da un lato i primi cittadini esprimono soddisfazione, dall'altro c'è chi ancora non vede la luce in fondo al tunnel. La battaglia non si è affatto conclusa, ma ripeto, il ragionamento viene da sé, la conclusione. Se fosse stato semplicemente necessario un decreto, come mai il Ministero non l'ha fatto in tutti questi anni? Ha tentato, da quello che mi risulta, di ottenere le autorizzazioni da Bruxelles, non avendole ottenute e trovandosi in una certa situazione, hanno pensato di rimediare in questa maniera. Però, ripeto, manca la certificazione metrica legale che è necessaria per tutti gli strumenti di misura. Per questo, la partita dell'omologazione degli autovelox potrebbe non essere ancora del tutto chiusa. Quel che è certo è che sul fronte della sicurezza stradale c'è ancora molto lavoro da fare. L'importante è non fare cassa. La prevenzione, se mi permetto, va fatta alle scuole, come faceva la provincia di Treviso negli anni d'oro. La prevenzione va fatta ai nostri ragazzi, alle scuole, e va insegnato come si guida nelle strade nel rispetto delle regole con senso civico. Lì si fa la vera prevenzione.